Ciao, è tua mamma che ti parla e a questo punto della vita ho deciso di fare il coming out. Forse avrei dovuto farlo prima, ma sono una mamma fra le tante, che non si distingue dalla massa e scompare per la mischia. Non sono tra quelle mamme che al sapere dell'omosessualità del figlio ha festeggiato per l'uccisione. Non sono tra quelle mamme che lo hanno sempre saputo e non vedevano l'ora di poterlo dire pubblicamente a tutti. E non siamo ancora quella famiglia dove alle feste comandate si passano col fidanzato del figlio, la nonna, i nonni. Mi dispiace. Sono una mamma che si è trovata spiazzata di fronte alla tua rivelazione di essere gay. E alla domanda vorresti un figlio gay avrei risposto no. Ricordo ancora quel giorno, non avevo ancora 18 anni. Ricordo il tuo abbraccio, ricordo il tuo pianto liberatorio. Mamma, sono gay. Ricordo le lunghe chiacchierate serali nelle quali io facevo tante domande e cercavo di convincerti del contrario. E ogni tua indecisione era per me fonte di speranza. Ti ho convinto ad affrontare un percorso di psicoterapia. Di questo ne vado fiera perché comunque ti ha aiutato ad avere le idee più chiare su te stesso. Il babbo per tua volontà era lo scudo di tutto. Mi chiedesti di promettere che non avrei detto nulla e così ho fatto per 2 lunghi anni. Ho odiato il tuo babbo perché non si è accorto di nulla, del disagio, della tristezza, dei miei occhi gonfi e delle nostre chiacchiere nascoste. Poi la rabbia, il senso di ingiustizia e di colpevolezza. Ho pianto e ho pregato perché non fosse vero. Non a me doveva succedere. Ti ho odiato e maledetto e ho cercato la mia responsabilità nell'origine della tua omosessualità e di mezzi per rimediare. Ho messo in causa l'educazione. Forse ero troppo permissiva, avrei dovuto vietarti di giocare con le bambole, ma no, tu puoi le smontare, non giocare come fanno le femmine. Ti travestivi da femmina quando giocavi con tua sorella e tuo cugino. Sì, ma erano solo giochi. Un turbine ossessivo di domande mi teneva sveglia di notte. Ero sola con la mia disperazione e le miracoli, e pregavo che Gesù facesse un miracolo. Ne aveva fatti tanti, perché non avrebbe dovuto ascoltare la mia richiesta? No. A me no, questo non mi doveva capitare. Come farò adesso, quando trovavo l'imparo il tuo nonno, che teneva tanto un nipote maschio, e il tuo nonno che è tanto di chiesa? No, Gesù, fai un miracolo, ti prego. Non a me doveva capitare. Non con costanza frequento la chiesa, la domenica di Pasqua, mi reco alla parrocchia per santificare la festa, mi confesso. Al di là del confessionale vi è un sacerdote di colore al quale racconto i miei tormenti e per risposta lui mi dice: aiuta tuo figlio perché soffre, tu devi essere come Maria ai piedi della croce. Piansi, era un pianto liberatorio. Gesù aveva fatto i miracoli. Adesso ci sono, mi sento leggera, forte e ti voglio bene, un sacco di bene e non mi importa niente di come sei e basta. Non mi importa di cosa dice la gente, dei giudizi di persone che non meritano la mia attenzione. Via, pussa via, ti voglio bene e mi sento più mamma di prima. Gesù ha fatto il miracolo. Mi sono chiesta come ti sei sentito. Un ragazzino che all'alba della sua adolescenza ha fatto in sedi diverse, sente pulsioni diverse da quello che è la normalità sessuale. Si pone 1000 domande, viene salito da tante paure. Vorresti parlarne, ma non puoi, non ancora. Magari ti rigiravi in letto la sera e prima di dormire facevi i conti con la tua paura di essere diverso, di non essere accettato dai tuoi genitori, soprattutto da tua mamma, magari dai compagni a scuola, dagli amici, la paura di un giudizio superiore che in qualche modo ti avrebbe guardato dentro e cacciato via. Eppure sono stata io la prima confidente del tuo segreto. Grazie, ora ti ringrazio per essere stata la prima, perché mi sento più mamma. Ed ora sono fiera di avere un figlio come te, che non ha paura di se stesso e che lotta, che sa amare e amarsi. Ho capito che non esistono colpe e chi ti ama è pronto ad accoglierti senza chiederti cosa, ma solo chi sei. Ti voglio bene. Adesso sei pronto per uscire allo scoperto e lo sono anch'io. Anche se fa paura, anche se inquieta, lotta e lottiamo. Non voglio sentire mai più la parola diversi da cosa.
Poi, se penso che tu debba avere meno diritti di qualcun altro, per quello ha deciso un tuo pari, sono ancora anche disposta a contestare. Basta incasellare e catalogare le donne, gli omosessuali, i divorziati, i diversamente abili, i ciechi, i malati. Uomini, semplicemente uomini.